Io vivo di cibo, cioè io da 17 anni ad oggi che ne ho 30 vivo nella ristorazione da sempre praticamente, perché a 17 anni ho iniziato a lavorare come cuoco, mi sono diplomato all'alberghiere e poi ho fatto il mio percorso in scienze e tecnologie alimentari, quindi io vivo e parlo e sogno solamente cibo. La pagina si è letteralmente mutata nel tempo perché ho iniziato come cuoco, io ho fatto il cuoco per 10 anni e l'ultimo locale dove lavoravo stava un po' soffrendo di carenze di lavoro, quindi sull'onda di altri creators che io seguivo ho detto ma guarda, sai che c'è, io ci provo, male che va, sono in cucina e lavoro lo stesso. Io ho iniziato con le video ricette, ma il boom vero e proprio è successo durante la quarantena con le video ricette in siciliano. Dopo la quarantena andavo nei locali e li recensivo per i fatti miei, dopodiché i locali mi hanno iniziato a chiamare perché ho scelto questa linea, perché comunque i social sono fatti per intrattenere e tu intrattieni con questa tipologia di cibo che poi, ok, è sull'onda del fast food americano, ma con prodotti nostrani, tra virgolette. Tu tra pastina e pizza cosa preferisci? La pastina te la mangi a casa quando non stai bene, la pizza te la mangi fuori perché ti vuoi passare una serata con gli amici, il cibo è convivialità, quindi devi trovare belle cose da mangiare con belle persone. Come tutti i sogni che riescono, il sogno diventa realtà, tra virgolette diventa anche un lavoro, perché quando questo occupa il 90% della mia giornata e non lavoro, vuol dire che questo è un lavoro. Ma il mio lavoro non finisce solo con quello che voi vedete nel video. Il mio lavoro è consulenza sulla ristorazione, il mio lavoro è creare prodotti per un locale, il mio lavoro è sistemare cose che non vanno in un locale o dare delle migliorie. Quindi per me ad oggi sì, è un lavoro. Il video è solamente il finale di tutto quello che vado a fare durante una collaborazione con un ristorante, con un locale, quello che sia. Non perché un'attività mi chiama, io sono obbligato ad andare in quell'attività, ho delle conoscenze e delle capacità nell'ambito della ristorazione che mi possono portare a decidere se pubblicare un locale o meno. Ma come un TripAdvisor ti fa vedere le recensioni verso i locali e poi sei tu a decidere se andarci o meno, io ti faccio vedere un locale che a me è piaciuto e tu poi decidi di andarci il tuo sabato o domenica o durante la tua settimana. Il mio stile di vita non è salutare per niente, quindi non è da imitare. Mettiamo tra virgolette questa cosa, ma ad uno stile di vita così intenso, pieno di locali altamente pieni di colesterolo, se lo possiamo dire, quello che devi andare a fare è sopperire a tutto questo con uno stile di vita più sano quando non fai questo e allo stesso tempo mettere anche dell'attività fisica. A me mi è capitato di avere il colesterolo a 200, sono andato in palestra, ho sistemato questa cosa, quindi stile di vita sano, lavoro, puoi mediare questa cosa. Se invece ti butti solo nel lavoro è un pochettino un problema, ma questo lo sarebbe anche se non fosse un lavoro, perché se io tutti i giorni a casa mangio frittura è normale che poi dopo i 30 anni il metabolismo inizia a salutarti.